Amici dello Scrigno del Calcio, bentornati alla rubrica Sfogliando gli album. Eccolo qua, l'album 93-94. Di nuovo c'è Roberto Baggio in copertina, 89-90, 91-92 e 93-94. Non poteva essere altrimenti, visto il pallone d'oro conquistato qui in lotta con George Grun, difensore del Parma. Juventus Parma era una delle classiche degli anni 90. Qui nel retro copertina c'è anche, ve lo do io, il vero album dei mondiali di calcio USA 94 Panini, perché c'è l'avvicinamento ai mondiali del 1994. Ci sono poi come speciale 40 caricature di campioni, sono le caricature, i disegni dei giocatori più importanti della Serie A. Qui c'è Franco Baresi seduto a fumare la pipa come un indiano. E andiamo a vedere un po' che cosa c'è nell'album 93-94. C'è il calendario intanto molto colorato rispetto, inizia un po' a modernizzarsi l'album rispetto a quelli precedenti. Vedete il calendario molto colorato, molto variopinto. Io poi avevo scritto qui a mano la classifica, mi piaceva molto completare la classifica alla fine del campionato. Andiamo a vedere come è strutturato l'album e come sono strutturate le figurine, soprattutto il contorno delle figurine questa volta è interamente bianco, ma ha una caratteristica che è quella di avere ai lati della figurina i due colori sociali, un triangolino con i due colori sociali. Adesso ve lo faccio vedere, non parlo solo io. Cioè no, parlo solo io, ma vi faccio anche vedere com'era. Un triangolino con i colori sociali della squadra che più o meno differenziava poi ogni squadra. Questa è l'Atalanta, c'è lo scudetto ovviamente qui in alto a sinistra, la squadra che torna ad essere rispetto al 92-93 con le due parti, quindi se non si attaccavano bene, non coincidevano bene le due parti, venivano fuori delle teste storte o comunque un po' distorta la squadra. E questa è la figurina, come vi dicevo prima, con contorno bianco abbastanza semplice e con il triangolino con le due i due colori, in questo caso il nero-azzurro dell'Atalanta. Ecco qui l'Atalanta 93-94. Andiamo a vedere un po' che particolarità ci sono anche del campionato di Serie A. Intanto c'è una per la prima volta, e questo poi rimarrà sempre, qui intanto c'è il Cagliari che fece la Coppa UEFA in questa stagione, Cagliari 93-94. Vi ho raccontato la storia del Cagliari in Coppa UEFA 93-94. Questa è la Cremonese che raggiunge la salvezza, sarà il primo di 3 campionati di fila in Serie A per i grigiorossi. La novità che vi dicevo, eccola qui, è che per la prima volta vengono introdotti gli altri giocatori. Adesso ho preso la Cremonese con lo sfondo più scuro possibile, ovviamente. Vediamo se ce n'è una con... Ecco qui, per esempio il Foggia, l'ultimo Foggia di Zeman 93-94. Ci sono gli altri giocatori, le rose iniziano ad essere leggermente più lunghe rispetto a prima, quindi ci sono i titolari che arrivano qui fino al secondo portiere, fino a Bacchin. Eccolo qua. Ci sono le riserve che erano più o meno i giocatori che andavano quasi sempre in panchina, e poi qui ci sono gli altri giocatori che erano quelli meno impiegati. Le rose iniziano a farsi più lunghe e inizia ad esserci un po' la necessità anche di nominare dei giocatori che erano in rosa ma che giocavano molto poco. Tra l'altro c'è anche Paolo Mandelli tra gli altri giocatori, che era un giocatore che invece nel Foggia giocava e segnava. Adesso vi faccio vedere la squadra. Questo intanto è il Lecce, che è la peggior squadra nella storia della Serie A, insieme al Brescia 94-95, di cui vi ho parlato anche tempo fa. Uno dei primi video, lo potete andare a ripescare nella playlist, è proprio quello del Lecce 93-94. Questo è il Milan, la squadra campione d'Italia, eccola qui, Milan 93-94, che riuscirà nell'impresa di vincere sia il campionato che la Coppa dei Campioni. Pensate, poteva essere la prima squadra italiana a fare il tris che ha fatto l'Inter poi nel 2010, cioè campionato
Coppa dei Campioni e Coppa Italia, ma il Milan di Capello se ne infischiava completamente della Coppa Italia, come vi ho detto già in altri video, e pensò bene di farsi eliminare dal Piacenza in uno dei primi turni. Magari avrebbe potuto vincere tutte e tre le competizioni, ma non gli interessava. Questo è il Napoli. Perché vi faccio vedere il Napoli? Perché il Napoli 93-94, allenato da Marcello Lippi, fu una squadra partita praticamente con delle difficoltà economiche incredibili, la cessione di tantissimi giocatori, tanti giovani, allenatore come Lippi, che si diceva fosse un ottimo allenatore anche con grande personalità, ma era comunque ancora un po' un'incognita, partito per salvarsi, arrivò addirittura a qualificarsi per la Coppa UEFA. Fu una delle migliori edizioni, anzi probabilmente l'edizione migliore del Napoli degli anni 90, e non era più il Napoli di Maradona degli anni 80 e non il Napoli attuale, e Lippi fu bravissimo a portare quel gruppo molto giovane addirittura in Coppa UEFA, tant'è che Lippi si guadagnò lì la candidatura e poi la chiamata della Juventus. Questo è il Piacenza, è il primo Piacenza storico in Serie A, che finirà però subito in Serie B. A proposito di Serie B, passiamo al campionato cadetto. Questa è la Sampdoria, intanto 93-94, che vinse la Coppa Italia, l'ultimo trofeo della Samp ad oggi, e purtroppo ancora per qualche anno. E qui c'è la carica dei 40, i big del campionato con le caricature. Qui mi sono accorto tra l'altro che me ne mancano un paio, è strano perché io lo finivo sempre l'album, però questi qui mancano. Vi faccio vedere qualcuno comunque di queste strane caricature. Io non impazzivo per questa roba qui, quindi quando le trovavo, insomma, sì, le attaccavo, però non mi facevano impazzire. Preferivo le figurine vere, anche per imparare un po' i ruoli dei giocatori delle squadre piccole che probabilmente conoscevo meno. E qui c'è la Serie B con il calendario uguale a quello della Serie A, quindi con tanti colori molto, molto variopinti. C'è la Cireale, primo campionato della Cireale in Serie B, conquisterà una salvezza storica nello spareggio di Salerno contro il Pisa. Ma soprattutto chi abbiamo in Serie B nel 93-94? Abbiamo la Fiorentina, che era retrocessa in maniera incredibile nel campionato precedente. Vi ho raccontato anche quella storia, che potete andare a ripescare, l'incredibile retrocessione della Fiorentina 92-93, e questa è la Fiorentina 94 che stravinse davvero a mani basse quella Serie B. Allenatore Claudio Ranieri, alla seconda promozione dalla Serie B alla Serie A dopo quella alla guida del Cagliari. Eccola qui la Fiorentina 93-94. Queste le squadre della Serie B. Vi faccio vedere anche una cosa che forse vi ho fatto vedere l'altra volta, non me lo ricordo, in caso mi ripeto, ma non fa niente, che è il Verona con la maglia a strisce verticali giallo-blu e non il classico completo blu con bordi gialli. Tra l'altro nel Verona c'è un giovanissimo Filippo Inzaghi che segnò, se non sbaglio, allenato da Mutti, il Verona. Credo, non c'è scritto, però credo di sì, se non ricordo male. Comunque Verona, perché non mettevano il nome dell'allenatore? Vabbè. C'è un giovanissimo Filippo Inzaghi che segnò, se non sbaglio, 15 gol in quella stagione. E qui dietro vedo un Venezia con una bella maglia nera con banda praticamente trasversale, diagonale, fascione verde e arancio. Non brutta a mio giudizio questa maglia del Venezia. Vi faccio vedere rapidamente la C1, non c'era la C2, bellissimo questo calendario, anche qui molto colorato. Eccolo qui, con il Bologna in Serie C. Questo Bologna qui non riuscì a centrare la promozione in Serie B, nonostante uno squadrone la centrerà l'anno prossimo, l'anno successivo, stravincendo il campionato. Ma ce la fece invece a sorpresa il Chievo alla prima storica promozione in Serie B. Eccolo qua, Chievo C1 93-94, e ai playoff, i playoff li vinse il Como con questa maglia qua praticamente della Salute, non è questa la maglia del Como,
di quell'anno, ogni tanto facevano delle foto un po' bizzarre. E questo è il girone B con tutte le squadre, eccole qui, e vi faccio vedere anche le due promosse, Perugia e Salernitana, che sono in questa pagina qui. E poi c'è l'avvicinamento al campionato del mondo di USA 94. Non c'erano degli speciali particolari sull'album, uscivano poi dopo con altre riviste, con il Guerin Sportivo, comunque con vari allegati dei giornali. Qui le coppe, Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA, vi faccio vedere solo i primi due, tanto sono tutti uguali. Questo è l'album del 93-94, la prossima settimana vi porterò quello del 94-95, successivo ai mondiali di USA 94, vi farò vedere più o meno le differenze con questo qui, anche se non ce ne saranno moltissime. Poi molto cambierà alla fine degli anni 90 con il calciomercato spostato, con le campagne acquisti a cui anche la Panini non riusciva a far fronte perché usciva durante la campagna acquisti, e quindi provava a porre rimedio, a salvarsi in calcio d'angolo in qualche modo. Comunque ne parleremo nelle prossime settimane. Oggi abbiamo parlato del 93-94, che è questo qui. Ciao a tutti.